ha detto che... Guarda che hanno aggiunto una parola, siamo abituati a fare Tardi. Conte, capolista, lista Tosi, Lai con Tosi, una nuova sfida. Una nuova sfida, ma soprattutto un nuovo progetto, un progetto che guarda soprattutto un Veneto che finora purtroppo non ha ottenuto nessun risultato politico, che guarda ancora all'autonomia, al federalismo, alla necessità appunto di dare una risposta a quel popolo che ormai da una vita chiede quella giusta attenzione. Però dall'altra parte appunto una sfida che non va contro qualcuno, ma per un progetto nuovo, per un progetto che vuole rilanciare veramente il centrodestra partendo dal Veneto, un laboratorio politico che guarda a un centrodestra anche nazionale che deve guardare soprattutto all'opportunità di recuperare quel voto moderato che non sarebbe andato a votare. La Lega stava stretta a Maurizio Conte o Maurizio Conte stava stretto alla Lega? Io sono uscito dalla Lega perché forse qualcuno continuava a dire che non dovevo più restarci. Potevo restarci perché il posto in lista mi era stato garantito, ma ho fatto una scelta, quella di lasciare spazio a chi magari sarà più bravo di me, però continuando a impegnarmi per il mio territorio, una sfida nuova con Flavio Tosi. È un progetto basato sulla capacità di governare, ma anche su valori solidi che sono quelli che hanno costruito la società veneta e che hanno consentito al Veneto, attraverso i veneti, di essere quello che oggi siamo. Oggi lei ha lanciato una proposta di autonomia nuova. Beh, non è neanche nuova, è prevista dalla Costituzione, l'articolo 132 della Costituzione prevede, e quindi è un percorso certo, che più regioni si possano fondere, e noi ovviamente parliamo del nord-est, quindi Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, con la richiesta di tanti consigli comunali che rappresentino almeno un terzo degli abitanti e con un referendum approvato dalla maggioranza degli abitanti. E in questo contesto il solo Veneto ha la maggioranza assoluta perché rappresenta 2/3 degli abitanti del nord-est, quindi è un percorso costituzionalmente percorribile. Poi ovviamente ci si dovrà confrontare con Roma sulla forma di autonomia da concedere. Tanti come Conte o qualcuno ultimamente ha fatto dietrofront dei suoi amici? Ma gli amici restano amici, che facciano una scelta o che ne facciano un'altra. Mentre io sono stato espulso da Matteo Salvini e quindi per me alla fine, dopo un lungo contendere sull'autonomia della Liga Veneta, è stata una scelta obbligata. Per Maurizio e per altri è stata una scelta vera, cioè hanno deciso di continuare con gli amici di sempre.